Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima con velocissimo Ciclone Griff a prendere la testa nei confronti di Etti del Ronco lungo la corda, poi Cobalto di No che si presenta all'esterno, Zico e anche Benur Risaia TRGF. Tra i penalizzati è partito meglio Colt Wine di Casei nei confronti di Capitano P, 200 in 15,9, insiste all'attacco Cobalto di No che passa nei confronti di Ciclone Griff, all'esterno Benur Risaia TRGF che viene con decisione e trova accondiscendente VP dell'Annunziata, passa Benur Risaia dopo un 31 per i primi 400 metri di corsa. Benur al comando, Cobalto di No secondo in corda, poi Ciclone Griff, quindi Etti del Ronco avanza allo scoperto Colt Wine di Casei che si trascina Capitano P, il quale segue come un'ombra l'allievo di Marco Stefani. Numero 6 Danubio Tav squalificato. I primi 800 metri di corsa con Benur Risaia TRGF al comando, 1-1-6 per il mezzo miglio. Nella sua scia c'è Cobalto di No, all'esterno avanza Colt Wine di Casei con in scia Capitano P, terza posizione alla corda per Ciclone Griff, il chilometro da parte di Benur Risaia in 1:17,6. Passaggio davanti alle tribune, Benur in vantaggio, Colt Wine all'esterno, in corda Cobalto, pariglia per Capitano che precede Donald Spav, quarta pariglia esterna per Eclissi BFC, 800 al palo, 14,9 davanti alle tribune, 1:32,5 per i 1200 metri di gara. È sempre in vantaggio Benur Risaia TRGF, Colt Wine di Casei lo appariglia completamente a 600 dalla conclusione. La frazione della piegata è passata in 14,9. Benur in vantaggio, Colt Wine all'esterno, Capitano che segue le mosse di Colt Wine che liquida Benur Risaia a 500 dalla conclusione. La retta opposta alle tribune è passata in 14,3. Colt Wine di Casei che prova la fuga da Capitano P che scavalca Benur Risaia e gli si mette in scia ma sbaglia, e così Colt Wine di Casei è netto in avanti numero nei confronti di Cobalto di No che prova ad andare a scavalcare Benur Risaia, quindi ancora Donald Spav, poi Etti del Ronco e gli altri. Colt Wine di Casei è solo al comando in retta d'arrivo, Colt Wine di Casei che nel finale vince come vuole, mentre per il secondo posto trova l'open stretch Ciclone Griff che riesce a tenere botta al finish di Donald Spav. Al quarto è Benur Risaia TRGF, al quinto Etti del Ronco. 28,3 ad arrivare, 1:15,4 preso sulla testa, vale circa 1:14,7 per Colt Wine di Casei. Marco Stefani, Mauro Baroncini per i colori della scuderia SKC. Successo del 7 anni dal Nada Sheba in percorso esterno, dirompente la sua vittoria. Secondo Ciclone Griff, terzo Donald Spav, poi Benur Risaia TRGF e quindi Etti del Ronco, la vittoria del numero 12 Colt Wine di Casei e Marco Stefani.